Maria e Aaron avevelarono quintre di Mosè per via di che femmine etiopiche che lui aveva chiolt. Di fatto aveva sposato un'etiopiche. A diserin, il Signor ha forse fevelat dome mediante Mosè? No ha fevelat anche mediante no. Il Signor al sentì. Mosè aliere l'om più bonari di tutti gli uomini che sono sulla faccia de tiere. Il Signor disse dal momento a Mosè, a Aaron e a Maria, Iesit fur tutti tre de tende de convigne. A Iesirin fur tutti tre. Allora il Signor al vigne giù, una colonna di nul, e si fermò, bieli entrando de tende de convigne, e al clamà Aaron e Maria. Loro due si faserin in denant. Disse al Signor, ascoltate ben ciò che us dis. Sovessis un profeta fra di voatris, io, il Signor, i fevelares a lui in visione, o fevelares con lui in sium. Ma non è così con mio famei Mosè. Lui è l'uomo più fedele di tutta la mia chiesa. Io ho feveli con lui bocche a bocche, in visione e non con indovinei, e lui altiale la gloria del Signore. C'è mai che non veis avuto riguardo a fevelà quintre dal mio famei Mosè? La rabbia del Signore si infogà quintre di loro, e lui si inlè. Il nul si slontanò de tende, e ve che Maria era diventata levrose, blanche tan che la neve. Aaron altiala Maria, e ve che era levrose. Aaron disse a Mosè, Paron, non sta metti su penestre schene il chiastic dal pecchiat che vi infat cencepel di udissi, che je non sedi tanche una bord, che la lattiar zamie gnangassade quan calies dal grim di somari. Mosè alberlà verso il Signor e disse, vorissi le Dio. Il Signore rispondè a Mosè, se so pari i ves spudati in muse, non saresti restate malapaiade par siet dis? Che stedi dunque sierade, lontane dal campamento, par siet dis, po e podarà tornare a Metipit. Maria resta dunque sierade, fur dal campamento, par siet dis. Il popolo non si mette in viaggio, finché Maria non torna a Metipit dal campamento. Allora il popolo al partì di Caserot e si campà dal deserto di Paran.